Adesso l'ingegnere ci spiega come funziona un sistema convenzionale di distribuzione e trasporto dell'energia attraverso le linee convenzionali che si sono usate fino ad oggi e un sistema invece più razionale che si potrebbe utilizzare. Allora, questo diciamo convenzionale, appunto c'è la centrale, le linee di trasmissione, queste enormi linee, tra l'altro producono elettrosmog, e sono costosissime anche dal punto di vista dell'energia perché ne perdono un sacco per strada. Invece l'energia della rete non convenzionale sarebbe, diciamo, ognuno produce energia sul proprio tetto, la immette in una rete molto più alleggerita perché io faccio energia anche per il mio vicino di casa, non c'è bisogno che l'energia venga dalla rete, no? Da lontano, ecco, diciamo meglio da lontano, perché noi abbiamo energia ormai scambio a livello europeo. In questo caso diciamo, la rete non ci serve bisogno di costruire tutte queste elettrodotte, tra l'altro un costo che incide moltissimo sull'energia, costi di realizzazione, costi di manutenzione, insomma un costo non indifferente. Invece con la rete non convenzionale appunto ci sarebbe questa possibilità di scambiare direttamente l'energia in loco, diciamo, ecco. Per esempio nella stessa città io produco, metà cittadini producono, l'altra metà usufruisce, quindi insomma il discorso è tutto qua. E poi ci sarebbe la possibilità di immagazzinare, ci sarebbe naturalmente di notte una carenza di energia, di giorno ci sarebbe un'abbondanza di energia, all'altro con i pannelli solari c'è il vantaggio che il pannello fotovoltaico produce nel momento in cui c'è più richiesta di energia, cioè nel momento in cui il sole è più a portata, diciamo, di pannelli. Questa rete non convenzionale, tra l'altro, si potrebbe immagazzinare l'energia sotto forma di idrogeno, da poi da usufruire nel momento che serve. L'Enel attualmente lo fa questo discorso con i bacini, di notte in cui c'è poca richiesta e mette acqua nei bacini in alto, no? E poi di giorno la riprende con un'altra ulteriore perdita del 30% di combustibile. Questo è tutto. Poi non corro in dettagli, è molto più complesso. Sembra più complicato, ma in effetti è molto più semplice di questo qui. Perché tutte queste cose sono tutto in loco. Mentre qui giochiamo sulle lunghe distanze. Sulle lunghe distanze, dispersione di energia, elettrodotto tutto impatto ambientale, zona marine costale che fanno disperdere energia, un sacco di problemi sul territorio. Qui invece si concentra nel loco e c'è però una rete nazionale, resta sempre, però per bilanciare tutta la produzione dei singoli. Per esempio può succedere un momento che al sud c'è il sole, al nord c'è nuvolo oppure viceversa, in quel caso c'è un flusso, però è sempre più limitato perché il pannello producono sempre. Certo. Va bene, grazie ingegnere. La spina nella sabbia.